Carissimi amici, un abbraccio da sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e con simpatia sui miei siti. Allora, cari amici, dobbiamo parlare di questo secondo pareggio, di questa quarta gara di campionato del nostro Napoli, pareggio contro il Lecce. Ma prima voglio mandare dei saluti. Un grosso saluto ad Angela Torre, a Marco De Gamer, a Pino Nuzzo, al Juventino Luciano De Stefanis, un saluto a Giuseppe Canu, all'amico sandoriano John Pandolfi e all'amico Andrea Napoli. Bene, dopo questi amici andiamo a parlare di questa gara di Napoli-Lecce. Al Maradona un Napoli che ci ha fatto veramente soffrire sino all'ultimo minuto. Insomma, una gara in cui secondo me si poteva giocare anche 400-500 minuti, il pallone non sarebbe mai entrato per il 2-1. E beh, come è andata la gara? Nel primo tempo, diciamo la verità, più Lecce che Napoli. Il Napoli del primo tempo non mi è piaciuto assolutamente. Se devo dire chi è che nel primo tempo è stato il migliore in campo per il Napoli, assolutamente non c'è stato nessuno che ha fatto la gara. Poi nel secondo tempo si è visto qualcosina di più. Certo è che questo Lecce certamente come matricola, come squadra appena entrata in Serie A, ci ha messo in serie difficoltà. 18 tiri in porta del Napoli e 9 del Lecce, quindi ciò significa che anche il Lecce ha fatto la sua gara. Tanto è vero che se Meret non faceva quel miracolo di parare il calcio di rigore, questa gara l'avremmo addirittura persa. Nel secondo tempo il Napoli ha cercato in tutti i modi, dopo il pareggio del Lecce, l'1-1, ha cercato di mettere in porta il gol che avrebbe dato 3 punti e la vittoria al Napoli, ma non c'è riuscito. Non ci sono state delle occasioni proprio grossissime come quella di Lozano capitata nella partita precedente contro la Fiorentina, pallone che Lozano doveva solo appoggiare in rete e invece ha mancato. Oggi non ci sono state delle grossissime occasioni, ma per ben 18 volte il Napoli ha tentato di mettere la palla in rete. Insomma, una partita per me brutta. Il Napoli non mi è piaciuto, soprattutto non mi è piaciuta la formazione di Spalletti nel primo tempo. Io non capisco perché questo allenatore insiste tanto con Elmas. Nel primo tempo Elmas, anche se ha messo in gol una rete che avrei sicuramente riuscito a metterla dentro anche io, ma al di là del gol che ha fatto Elmas, questo ragazzo a me non piace assolutamente, mentre Spalletti stravede per Elmas e non riesco a capire perché. È vero che contro la Fiorentina e anche oggi Kvaratskhelia non è che stia illuminando il gioco e la gara come ha fatto con le prime due di campionato. Però Elmas sicuramente a me non piace. Sbagliata la formazione nel primo tempo perché prima di tutto Lobotka era importantissimo al centrocampo, invece ha voluto provare Dombele che ancora deve entrare come dire, del Napoli, insomma, nel gioco del Napoli. Dombele infatti ha disputato un primo tempo da 5,5, non di più, e poi addirittura il signor Spalletti, il nostro caro mister,
ha schierato Politano nel primo tempo a posto di Lozano e abbiamo visto nel secondo tempo Lozano come è riuscito a dare un po' di carisma, un po' di luce a questo Napoli completamente al buio. Qualcosina Politano l'ha fatta, ma secondo me doveva partire titolare Lozano, che forse mister Spalletti ha voluto un po' castigare per il mancato colpo di testa e il gol fallito contro la Fiorentina. Non si sa. Sta di fatto che secondo me nel primo tempo è stata sbagliata completamente la formazione, ma poi alla fine diciamoci la verità, la palla non è riuscita ad andare dentro, ma se il Napoli avrebbe vinto questa partita io avrei detto che non l'ha meritata, perché non mi è assolutamente piaciuto. Contro una matricola il gioco del Napoli non può essere così lento e così spezzettato. Bisogna essere veloci, giocare di prima e soprattutto giocare sulle fasce. Invece il Napoli ha cercato molte volte, troppe volte, di entrare in area di rigore per vie centrali. Invece sulle fasce sicuramente aveva più possibilità di farle, ma mister Spalletti forse la partita la vede in un altro modo. Comunque è il mio pensiero. Adesso che succede? E adesso che succede che ritorniamo con i piedi per terra. Il mio pensiero è in questo momento che il Napoli ha un'ottima squadra. Sulla carta è una squadra molto forte, ma sul campo non vedo quello che il Napoli è sulla carta. Sarà colpa dell'allenatore, sarà colpa dell'amalgama che ancora non c'è, non lo so, ma sicuramente il Napoli in questo momento è molto più indietro dell'Inter, della Lazio, della Roma e forse anche della Juve. Staremo a vedere. Io spero che mi rimangerò queste parole e nelle prossime gare potrò dire che il Napoli farà sfraceli. In un video precedente dicevo che secondo me quest'anno ci divertiremo e che possiamo dormire sonni tranquilli, come diceva in una rete durante l'esultanza Kvaratskhelia. Ma sono ancora convinto che ci divertiremo e che possiamo dormire sogni tranquilli. Per il sogno scudetto, sinceramente, non ci credo, anche se, ripeto, sulla carta questo Napoli è molto forte, ma non ci vogliono solo i calciatori, ci vuole anche il gioco, ci vuole anche la mentalità vincente, quella che in questo momento sembra che manchi al nostro Napoli. Speriamo che mister Spalletti inquadrerà la squadra come si deve, che riuscirà a dargli un gioco e soprattutto riuscirà a inculcare a questi ragazzi la mentalità vincente, che bisogna vincerle le gare e non soltanto sudare, correre a vuoto, ma correre con la testa, con intelligenza, perché il pallone non si gioca solo coi piedi, ma anche con la testa. E molti ragazzi del Napoli oggi con la testa sicuramente forse erano altrove. Detto questo, carissimi amici, ci sentiremo sicuramente al termine della prossima gara del Napoli. Intanto grazie a coloro che mi seguono. Se volete un saluto nel prossimo video lasciate un commento sotto questo qua. D'accordo? Non è stata una bella gara, un pareggio che sa quasi di sconfitta, ma alla fine, nel bene e nel male, sempre e solo Forza Napoli, squadra e città.